Noi crediamo che sia giusto andare in questa direzione, vogliamo stare fuori dalla partita politica, ma è chiaro che fare impresa nel Veneto è molto difficile perché noi vogliamo ciò che ci spetta. Gli industriali ritengono che in Veneto, come in tutte le regioni virtuose, si possa disporre di una parte significativa della ricchezza prodotta per dotarsi degli strumenti necessari a competere ad armi pari sui mercati internazionali e a far fronte alla scia della crisi da cui ancora il Paese non è del tutto uscito. A 3 giorni dal referendum day sono i numeri 1 di Confindustria Veneta e Nazionale a ribadire una posizione che vuol mantenersi comunque distante dal dibattito politico. Sono questioni che non impatteranno nell'immediato sulla idea di paese e che poi apriranno evidentemente un confronto anche in funzione dell'esito. Mi sembra, dice Vincenzo Boccia, che la volontà di costruire un'idea di paese coeso pur nel rivendicare autonomia e responsabilità sia un valore rispetto a quanto sta accadendo in altri stati. Zoppas non è catalano. Insomma, autonomisti ma non catalani, dice Boccia, perché è molto importante che non si tratti di un'idea divisiva ma inclusiva. E tuttavia un sì non incondizionato ma radicato al raggiungimento di alcuni obiettivi e competenze strettamente legati alle esigenze delle imprese.